Termina con il successo di Scandicci il match del Palafenera contro le padrone di casa di Chieri, gara valevole per la sesta giornata del campionato di A1 femminile. Servono 5 set alle ragazze di Mencarelli per aver ragione delle Collinari, coraggiose e ordinate per gran parte della partita, piegate dalla fatica solo a metà tie break quando Scandicci scappa. Nonostante l'equilibrio, il primo set sorprende tutti al palazzetto. Chieri è feroce, pungente, precisa. Al termine del primo set farà registrare il 50% di attacchi riusciti, ma soprattutto blocca ogni iniziativa di Scandicci. Le toscane sbagliano tanto, Malinov sale sugli scudi con giocate di qualità, che non bastano. Alla fine il parziale recita 25-15 per Chieri, punteggio che rispecchia perfettamente l'andamento della gara. Nel secondo atto c'è un'altra Scandicci, più quadrata e meno imprecisa. Kankalevska comincia a macinare i suoi soliti punti e diventa un vero fattore a muro. Stijak, non nel sestetto iniziale ma poi MVP della sfida, è il solito monumento e ridà certezza a tutta la squadra, soprattutto in attacco. Il 19-25 riequilibra la sfida che poi sarà infiammata nel terzo set. Il terzo atto della sfida è quello più incerto, giocato quasi fino all'ultimo punto. Grobelna diventa più imprecisa, in compenso ci pensano Perinelli e Rozen a far la voce grossa nel fatturato punti. Gli scambi diventano sempre più lunghi e incerti, la mattatrice però è sempre lei, la polacca Stijak. Colpisce, difende ed è decisiva a muro. Alla fine, nonostante il parziale tirato di 23-25 per Scandicci, le ospiti sembrano aver svoltato. In realtà il Fenera ricomincia a girare come nel primo set, crea un break importante che le spiana la strada. In fase realizzativa si affaccia Kertulak, 7 punti decisivi come pochi che contribuiscono a mandare al tie break la compagine di casa. Piccolo incidente sul 10-7. Sul tentativo di recupero di un pallone da parte di Wright, il capitano di Chieri colpisce con una ginocchiata alla tempia il libero De Bortoli, rimasta accovacciata dopo la ricezione. L'ex conegliano non tornerà più in campo, sostituita per il tempo rimanente da Alessia Lanzini. Nel tie break sblocca Chieri che subisce poi il ritorno delle avversarie che creano lo strappo in battuta con l'ottima Milenkovic, sequenza che abbatte definitivamente la resistenza di Chieri. Il quinto set si chiude sul 9-15. Il manifuori finale di Stevanovic vale come sospiro di sollievo per la squadra di Mencarelli, in crescita ma incappata nel quinto tie break stagionale. Le vittorie sono 4 in campionato, ma i punti in classifica 9. Ora, se aggiungeranno gli impegni europei alle toscane, servirà essere più incisive. Rimane in graduatoria un punto avanti la formazione collinare, Chieri, che sa la quota 10 e guarda con orgoglio il cammino fatto finora e con un bel carico di positività il futuro.